ginocchiate, no? Non fai ginocchiate, sì, no? Non c'è perché c'era la munizione prima a Valeriano. Primo round! Bravo, bravo! Poi c'è, dai di calma. Una gamba. Se caricalo. Che sta facendo? Ma più giusto, cazzetto. Si tende, cazzetto. Ma l'ha da caricare, non sta fermo. Sta fermo, la deve caricare. Rosso. Un po'. Ragazzi, ma regolamento di cazzo ti faccio. È meglio che entra molto sulle gambe. Poi c'è un ottimo calcio, si potrebbe sfruttarlo. Sarà troppo di box e poco di calcio. Un po' puzzano ce l'ha così, Perché è più difficile cercare un bel calcio pesante. No, preso non gli dai sempre forte, però chi la sente a molto. Gli dai 2 o 3, 2 o 3. Solo è bello, uno comunque per parare alcuni alzano la tibia. Lo fai tibia e tibia. Allora fai tibia e tibia e ti stuppi tu, allora discorso. Allora uno riesce a secondo round! C'ha una bella botta, vista? Mettiamo giocare, ci sta aspettando? Bella, bella, fatta un'anda schivale. Io per esempio comincerei in campo quando partono. Hai visto l'avvertimento che colpi di ginocchio? Bella. Cos'è che manca da stand cord. Sta là per Giulio che cazzo ci sta dicendo? Cosa consigli? Ma è già finito, non ho capito. Un minuto e mezzo, un minuto e mezzo. No, ma su 2 round. 2 round. Ne hanno 3. No, due, sempre 2. Solo 3. il completo. No, anche l'hanno fatto 2 round. No, 3. Ah, 3 round. Allora da 3 minuti sei professionista. Vince l'angolo blu! No, io mi sembra più occasione oggi. Noi devi combattere dopo.
Si preparino Capasso Domenico, angolo blu, contro la maglia Marco, angolo rosso. A seguire Podevenco Massimo, team Tocopacco, angolo rosso, contro Palumo Francesco, angolo